V času izvajanja projekta smo se seznanili z Centrom za duševno zdravje v Italiji in to je za nas ena velika pridobitev, polno enih novih informacij. V času izvajanja projekta se je tudi naš Center za duševno zdravje za odrasle zelo razširil, pridobili smo veliko kadra in ravno v ta namen smo tudi pridobili prostore in njihova obnova je bila financirana iz projekta. Il progetto Salute Mentale nasce nel dicembre 2019 con la sottoscrizione di una convenzione tra il GECT-Go e la cooperativa sociale La Collina per la coprogettazione di interventi, servizi. Il progetto ha previsto il coinvolgimento di circa una ventina di persone del territorio del GECT, quindi Gorizia, Nova Gorica e Szentpeter. A Gorizia ci siamo concentrati principalmente sull'avvio di percorsi di tirocinio e quindi di formazione lavoro a favore di alcune persone individuate dai servizi di salute mentale e abbiamo in particolare avviato un progetto, un'attività di sartoria sociale. Nahajamo se v stanovanjski za mlade, ki je nastala na temelju EZTS-ja Salute zdravstvo. Tukaj smo zaštartali, ker smo imeli 4 postelje, 2 za italijanska državljana in 2 postelji za slovenske državljane. Gre za prvo tovrstno stanovanjsko skupino za mlade v Sloveniji, ki je namenjena mladostnikom od 18 do 27 let.